Senta professore, io appunto l'ho conosciuta con l'esperimento Vaughan, esperimento che fu molto importante e molto utile. Lei da sempre ha detto che il tracciamento era fondamentale, che i tamponi era fondamentale, si è battuta per i tamponi anche quando qualcuno li metteva in discussione. Ora, quindi insomma diciamo che nella mia testa lei è l'uomo dei tamponi. Ora che succede? Che il Veneto decide di fare dei tamponi fai da te. Ieri è venuto il professor Rigoli qui in studio, ce li ha spiegati, ci ha fatto vedere come funzionano, vanno soltanto nella prima parte del naso, perché io mi ero detta come facciamo a farci i tamponi fai da te, perché io l'ho fatti i tamponi, sono una cosa non da poco, ti arriva quel tubicino veramente tanto dentro, quindi mi sono detta ci facciamo del male, e invece dice no, basta che vai nella cavità del nasale. Poi prendi questo campione, lo metti in una provetta, poi ci metti 2 goccine di un reagente e sembra un test di gravidanza, onestamente. La sensazione che ho avuto era quella. Ebbene, questa cosa potrebbe allargare molto, diciamo, la possibilità di tracciamento. Però io poi ho visto che lei ha detto che i tamponi fai da te in Veneto sono una totale follia. Mi spiega bene perché pensa questo? Ma guardi, allora, io non entro nei dettagli tecnici e di prestazione di questi tamponi perché non li conosco bene, quindi, e penso che anche la validazione sarà un esercizio molto complesso perché non è che si possono validare in ospedale e su pazienti malati, questi dovrebbero essere validati su una popolazione che sta bene e che sta a casa. Certo. E poi, guardi, in Veneto quest'estate noi abbiamo vissuto un'esperienza molto interessante. C'era un imprenditore che è tornato dall'est Europa, si è sentito male, ha fatto il tampone, era positivo, ha disatteso l'ordine di isolamento, ha infettato 20 persone e questa persona giustamente è stata Andò in giro, me lo denunciata. ricordo bene. Esatto, se lo ricorda bene. Allora, molto bene. Questo significa che, perché è successo questo? Perché la SARS-CoV-2 è una malattia trasmissibile con obbligo di notifica e obbligo di isolamento in caso di positività. Allora, mi dice come noi riusciamo a implementare questa misura se uno è positivo a casa e poi fa quello che gli pare? È chiaro che il tampone può andare pure bene, ma noi perdiamo completamente la tracciabilità di tutte le persone e la notifica, quindi di fatto ci Scusi, vengono a ma mancare degli strumenti di però non monitoraggio crede che quello è un dell'epidemia. caso limite, che insomma a me se mi succedesse a me io me ne starei chiusa a casa. Tante Vabbè, persone normali hanno la coscienza ma di lei, dire se ho un tampone positivo me ne sto a casa, no? molto bene, ma lei ha mai provato a telefonare alle USCA e Eh? al servizio di assistenza? Ecco, ma lei si immagina tutte queste persone positive che telefonano, come fanno a fare la notifica? Come si fa a fare il tracciamento? Cioè si perde completamente la visione e il monitoraggio dell'epidemia. Cioè diventa una situazione estremamente confusa. Io penso che uno Ma io dei, la cosa che avevo diciamo, capito, professore, ieri, no, è che questo, come dire, fosse una sorta di screening precedente, in qualche modo tu dici così faccio uno screening più largo, poi naturalmente quando c'è un caso che è positivo che si fa un secondo tampone, cioè era un modo per fare un primo screening, tra virgolette. sì, va bene, ma di nuovo disattende il fatto che questa è una malattia che ha obbligo di notifica e che la diagnosi deve essere fatta da un medico. Se uno se lo fa a casa, prima di tutto ci possono essere delle incertezze, possono esserci dei falsi positivi, non sappiamo ancora quanti falsi negativi ci sono. La persona positiva poi che fa? Quali istruzioni gli vengono date? Quali obblighi ha? E come verificare che questi obblighi vengano rispettati? Cioè lei mi Cioè, sta queste sono cose dicendo il serie. Covid non è una malattia da fai da te, è troppo tutto complicato per poterlo delegare alla No, libera... ma no, perché il comportamento individuale poi ha un impatto sociale importantissimo e quindi non è che, cioè, quello che uno fa non è che rimane nell'ambito delle conseguenze di se stesso e della propria famiglia. Purtroppo, essendo una malattia trasmissibile, può infettare altre persone che magari non se lo fanno il test e che magari infettano altre persone. Senta, Cioè, io penso che uno dei cardini del controllo della malattia sia avere delle informazioni puntuali e precise sui livelli ma di lei di questa trasmissione. Guardi cosa tutti ne ha questi parlato?